Non ci aspettavamo una cosa del genere, sfortunatamente sembra che questo tipo di avvenimenti si stiano ripetendo nel nostro territorio, sicuramente dovute a una, non dico mancanza di controllo, ma una superficialità degli stessi, proprio perché la comunità di Chiarano è sempre stata molto tranquilla e non ha mai avuto casi del genere. Il sindaco di Chiarano esprime tutto lo sconcerto della popolazione per il secondo grave fatto di sangue nel piccolo comune della Marca Orientale. Neanche un anno fa Fossaltamaggiore l'agguato a colpi di pistola ad un 37enne kosovaro, ora la sparatoria davanti alla gelateria in centro di Chiarano in pieno giorno, a 2 passi dalle poste di fronte all'asilo con i bimbi che giocano in cortile. Altro che paese tranquillo, sbotta il primo cittadino, bisogna rafforzare i controlli. Bisogna riaffermare anche il controllo del territorio, la centralità dello Stato e dell'ente locale come presidio di polizia e di buon governo. Non a caso, da qualche settimana il sindaco di Chiarano, assieme ai primi cittadini di Cessalto e Meduna, ha organizzato dei pattugliamenti serali del territorio con gli agenti delle polizie locali a fronte del crescente senso di insicurezza manifestato anche dai cittadini sconcertati di fronte a quanto accaduto. Ero qua in laboratorio a fare dei biscotti e ho sentito un colpo, pensando fosse magari la vicina di sopra a fare le pulizie, ma alla fine mi son girato e ho visto che c'era ambulanza, carabinieri, è arrivato anche l'elicottero. È sconcertante, insomma, diciamo, in questi paesi, è sconcertante anche di fronte alle figlie piccole che succedono queste situazioni e si rende conto che è sempre più drammatico, insomma, il vivere, non nelle grandi realtà come Milano, ma sono diventate anche adesso, Milano, Roma, ma anche adesso.